La rivoluzione del POS, il dispositivo elettronico che consente di accettare pagamenti tramite carte di credito, di debito e prepagate, spacca l'Italia. Da una parte il governo, che lo usa come arma per la tracciabilità dei versamenti contro l'evasione fiscale. Dall'altra, le imprese e i lavoratori autonomi, che da oggi saranno obbligati ad avere il POS e a utilizzarlo se il cliente lo pretenderà per importi superiori ai 30 euro. Solo in Veneto, secondo Confartigianato, verranno coinvolte circa 100.000 imprese, con costi che per la CGA di Mestre sono altissimi e a volte inutili. Una bottega può arrivare a spendere 400 euro all'anno senza mai usare il POS, mentre un'azienda con 100.000 euro di ricavo all'anno dovrà sborsare circa 1.200 euro. Questo POS sembra quasi un regalo, come dice qualcuno, alle banche, le quali stanno facendo molti sconti, a volte te lo danno anche quasi gratuitamente, per carità. Però alle imprese dovrebbe costare 1.200 euro circa all'anno, anzi sarebbero il doppio se non fosse deducibile fiscalmente dal reddito d'impresa. Non è certamente con il POS che potremo avere un parametro oggettivo per decidere se uno evade o non evade o se rispetta le regole del gioco. C'è aria di scontro e se gli artigiani fanno fuoco e fiamme, la puzza di bruciato arriva in Parlamento con un'interrogazione al Ministero dell'Economia firmata dal vice segretario vicario dell'UDC, Antonio De Poli, che chiede di innalzare l'importo minimo di 30 euro, oltre il quale scatta l'obbligo di accettare il pagamento con carta di credito. Stiamo facendo una grande lotta anche contro l'abusivismo che sta dilagando, di conseguenza le nostre aziende diventano sempre più deboli e i costi aggiuntivi diventano ancora un onere maggiore. Sono fida che io sono un cliente e le dico, voglio pagare col POS. Lei che cosa mi risponde? Allora, in questo momento le dico, non è obbligatorio avere il POS, non c'è una sanzione, è obbligatorio, ma non c'è una sanzione. Allora io da buon italiano dico, ma se non mi hanno messo una sanzione perché è obbligatorio? E sto a vedere cosa succede nella mia attività. Insomma, gli artigiani non ci stanno, il POS per loro è veleno, aumenta i costi, abbatte la competitività e costringe le imprese e i lavoratori autonomi ad alzare i prezzi. Già, i prezzi, ma quelli aumentano da anni, anche senza POS, anche senza che gli artigiani protestino. Forse oggi è troppo tardi. Su 100 euro che arrivano allo Stato, più di 52 provengono da lavoratori dipendenti e quasi 30 dai pensionati. Il governo, con i POS, vuole vedere se cambiano le percentuali. Ma su questo punto gli artigiani respingono ogni accusa e la rigirano al mondo politico. Noi le tasse le paghiamo tutte e da qua ai prossimi giorni organizziamo una gita al Mose.